Riprendiamo la linea e io sono ancora qui al Centro Culturale San Biagio, sull'Appennino modenese, Parco del Frignano, vicino a Sestola, dove si alternano momenti letterari, momenti di incontro, musica, sentiamo anche le note di una chitarra in sottofondo, ma poi vi ricordo che sentiremo anche le note particolari dello strumento per eccellenza dei momenti conviviali, la fisarmonica. Ma a parte questo, noi lasciamo momentaneamente questo bellissimo giardino incantato e risaliamo nuovamente verso la montagna per una nuova escursione. Davide questa volta ci porta sul Col dalla Pieres, un affascinante massiccio montuoso nel cuore del parco naturale Puez-Odle. Questo parco può essere quasi considerato un libro aperto sulle Dolomiti. Si osservano tutti i tipi di roccia, gli sconvolgimenti tettonici e i fenomeni di erosione più caratteristici. L'altopiano è formato quasi interamente dalle marne del Puez, rocce calcaree e sedimentarie ricche di reperti fossili, caratterizzati da tinte particolarmente chiare. Se questo vale per i geologi, anche dal punto di vista naturalistico si riscontra una grande varietà. Si va dai deserti agli altipiani calcarei e naturalmente fertili pascoli alpini. Le vette appaiono frastagliate e bizzarre, alternando maestose pareti a gole profonde scavate dall'erosione. Le fitte foreste di conifere completano questo strabiliante insieme di paesaggi e anche di forme, raramente riscontrabile su un territorio così circoscritto. Il parco naturale Puez-Odle si trova tra il Passo delle Erbe a nord e il Passo Gardena a sud. A est si estende fino alla Val Badia, ad ovest raggiunge le valli di Funes e Gardena. È stato ampliato nel 1999 e presenta un'area di quasi 11.000 ettari. Il sentiero consente di vivere a pieno i ritmi della natura, anche se la scalata presenta alcune sfide. Qui si incontra ad esempio anche una delle più amate alte vie delle Dolomiti, la numero 2. Il giro del Puez è lungo ma non troppo impegnativo, non presentando salite troppo estese. Nonostante questo, l'escursione non va mai sottovalutata perché ci sono tratti senza alternative più brevi. Il laghetto di Crespeina merita di certo una pausa. Nella zona del parco, la Dolomia dello Scigliar, che forma nella zona delle Odle di Funes diversi pinnacoli e torri. La Dolomia principale, più chiara, si riscontra invece a Crespeina. Caratteristica di questa roccia è la tendenza al carsismo, per cui numerosi sono gli inghiottitoi e i crepacci. Da Daunei al rifugio Stevia, che mi dicono si chiama Stivia, detto naturalmente nel ladino di queste terre. Il sentiero si inoltra nel bosco in leggera pendenza e diventa sempre più tortuoso e ripido man mano che ci si avvicina alla vetta. Qui la veduta sulla Val Gardena si apre a vista d'occhio, poi dall'Alpe Stevia al Col dalla Pieres, io lo dico alla romagnola, tra vaste praterie e un giardino botanico a 2500 metri di altitudine. Prati stabili e pascoli sono l'emblema dell'equilibrio ambientale e una parte importante della cultura, dell'identità e dei paesaggi. Oasi di biodiversità che in montagna arrivano a contenere più di 100 varietà. I pastori in particolare giocano un ruolo fondamentale, sfalciandoli e portando gli animali al pascolo. Rappresentano questi prati il pasto ideale per gli impollinatori e per i ruminanti. I suoli ricoperti da prati ricchi di biodiversità sono anche importanti per trattenere carbonio e comunque una risorsa fondamentale per il mantenimento di una zootecnia alpina legata al territorio e alle sue specificità. 3 sono i fiori alpini per eccellenza, quelli più conosciuti, la genziana, la stella alpina e il rododendro, ma ce ne sono anche altre come l'aquilegia tra il viola e il blu, Silenia cuscinetto, una specie di muschio coloratissimo di fiorellini viola, rossi e rose, poi ranuncoli, papaveri e anemoni alpini. Si attraversa la forcella della Pisa e un pendio ghiaioso ai piedi del Col dalla Pieres, struttura rocciosa con una vetta arrotondata dove arriva la parte tecnicamente più impegnativa di tutta l'escursione per raggiungere la sommità pianeggiante del monte con la bella croce di vetta in vista. Situato a 2300 metri sul livello del mare, è uno dei pascoli alpini più alti di tutte le Dolomiti.
Il rifugio sorge al centro di un meraviglioso pascolo alpino e in particolare il belvedere sullo Steviola, dove sorge il famoso albero morto, è un notissimo punto d'osservazione per ammirare albe e tramonti e anche il fenomeno dell'arrossamento delle rocce. Vediamo il massiccio del Sella, il Sassolungo, i torrioni di roccia appuntiti delle Odle, che in ladino significa proprio aghi. Il contrasto tra i picchi rocciosi e il vasto altopiano è sorprendente. Dolci prati e laghi e capre, tante, libere al pascolo. In Alto Adige si contano 120.000 bovini, 36.000 pecore e 30.000 capre, ahimè con un calo notevole di anno in anno. E a questo punto perché non finire in musica? Restiamo sempre nell'ambito della tradizione, perché la fisarmonica rappresenta lo strumento popolare per eccellenza e soprattutto rappresenta per molti casi anche la montagna. Infatti qui nel giardino di Luisa Cerfogli a Roncoscaglia, centro culturale San Biagio sull'Appennino modenese, Parco del Frignano, dopo questo identikit rinnovato del territorio, un nuovo identikit. Walter Rainieri, lei è un fisarmonicista veramente dalla grossa tradizione. Io ho cominciato fin da piccolino, l'origine nasce dall'organetto di mio nonno praticamente. Quando andavano a mietere il grano, poi finito la mietitura si ballava addirittura in mezzo ai campi con l'organetto semitonato e si parla dei primi del Novecento praticamente. E quindi davvero una tradizione popolare che ha radici anche nelle famiglie. Certo. Io mi ricordo da bambino la cosa che più mi divertiva era rubare l'organetto a mio nonno, andare nel castagneto di nascosto e provare a suonare. Il nonno era contento, la nonna invece mi sgridava perché... Insomma, si sa che le nonne erano un po' più severe un tempo e comunque vediamo che lo strumento adesso si è appoggiato a nuove mani, devo dire altrettanto brave, gioiose e coinvolgenti, perché la fisarmonica ha questa caratteristica che riesce a coinvolgere tantissimo. Pensate che le sue origini risalgono al XIX secolo, ma troviamo un modello arcaico progettato da Leonardo da Vinci, ancora presente ovviamente un modello nel Museo della Fisarmonica che si trova a Castelfidardo. Poi la fisarmonica ha anche qualche antenato, il Cheng, lo Sheng, che sono antichissimi strumenti cinesi. Chi ha inventato la fisarmonica? Pensate, un viennese, era il 1829 e si chiamava Damian, da non confondere con strumenti cugini simili come il bandoneon e l'organetto, anche se abbiamo sentito che il nostro Rainieri ha cominciato proprio con l'organetto. Allora, alziamo le note perché siamo nel momento dello sportello di redazione. Non facciamo altro che salutarvi insieme alla fisarmonica, insieme a questo racconto in cui abbiamo messo insieme veramente tantissime cose. L'appuntamento ritorna tra 7 giorni perché sapete, l'agricoltura e le tradizioni non vanno in vacanza e nemmeno noi, con i frutti della terra a cielo aperto ci andiamo. Grazie per averci seguito.
in collaborazione con